Amici e amiche di Sicilia Magazine, ben trovati. Oggi assisteremo all'incontro dibattito Artefici, durante il quale 7 illustri relatori si interrogheranno su un quesito. È possibile promuovere l'arte in Sicilia? Andiamo a sentire le loro risposte. La mission che si propone oggi è: l'arte in Sicilia è possibile? Ecco, questa è una domanda a quale risponderanno i relatori di questa sera, che sono 7 artefici della promozione dell'arte in Sicilia. Quando abbiamo iniziato noi a Favara 12 anni fa, tutti ci dicevano che sarebbe stato impossibile cambiare un centro storico abbandonato e farlo diventare un'attrazione turistica e culturale. In realtà si sbagliavano, bisogna volerlo, bisogna progettarlo, bisogna lavorarci tutti i giorni e soprattutto credo che questa giornata ci insegni, anche rispetto al luogo che ci ospita, che chi nella vita ha avuto un po' più di fortuna degli altri deve restituire. Non è facilissimo, ma è possibile, è ancora più possibile se si fa rete. La manifestazione della bellezza vuole come nutrimento il valore di essere senza, e abbinare etica ed estetica è sicuramente la risposta contemporanea più importante che possiamo dare alle nuove generazioni, anche in nome dell'arte, della cultura, e che non trovare più il senso solo in quell'autoreferenzialità a volte di essere un artista in nome di un quadro, di una scultura, ma di trovare quel senso di essere opera nel valore universale della comunità della bellezza. Ho voluto riunire questi 7 campioni della promozione artistica proprio per capire con loro, che sono i veri esperti, se sia possibile. Io penso di sì, ho molta fiducia in questa terra e con gente come loro penso che ci riusciremo. Ecco, io traggo spunto da una frase di Giacomo Leopardi che dice che bisogna sempre dare vita alla passione, perché è possibile, cioè dare vita alla passione è possibile. Io trovo che comunque un imprenditore oggi debba assolutamente fare qualcosa per il proprio territorio e restituire energia positiva al territorio dal quale riceve. Non posso nascondere le difficoltà che questa regione presenta per la promozione. È sicuramente molto più difficile, anche perché siamo su un territorio che di arte ne ha in abbondanza, quindi diventa molto difficile sia per un livello economico, che la regione non ci aiuta e ci sono altre regioni d'Italia dove invece viene sostenuta anche politicamente, sia anche perché ci troviamo un po' svantaggiati rispetto a quello che dei tesori che abbiamo qui. Però noi continuiamo anche a livello internazionale a promuovere, con residenze nella nostra fondazione, a promuovere l'arte siciliana, nazionale, ma anche internazionale. Promuovere l'arte in Sicilia è possibile? Certo che è possibile, però è molto difficile. Io ci ho provato, è molto faticoso, le istituzioni non rispondono. È un motore di sviluppo, è necessario riprovarci, ma con l'aiuto delle istituzioni, se no non ci si arriva. Sì che è possibile promuovere l'arte in Sicilia, e qui oggi abbiamo riunito i più importanti personaggi che si occupano d'arte in Sicilia, e quindi con loro sarà possibile.